Ben ritrovati con una nuova puntata di Un quarto d'ora con, oggi un quarto d'ora con Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto. Benvenuta. Benvenuti e grazie mille a voi. E come sempre in studio il direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro e soprattutto benvenuta alla vicepresidente De Berti. Grazie. Partiamo con un veloce excursus di questi ultimi 5 anni, poi ovviamente c'è uno storico di amministrazione, ma come è andata questa legislatura che si sta per chiudere, manca ancora la data? Allora, sono stati 10 anni impegnativi sicuramente, perché io ho ancora ben in mente quali sono state di fatto, qual era la situazione, un argomento su tutti, quello dei trasporti quando sono arrivata in regione. Ricordo ancora che quando il presidente mi diede le deleghe mi disse: i trasporti in Veneto non funzionano, vedi di farli funzionare. Sono stati 10 anni impegnativi, soprattutto per riuscire a dare delle risposte in quei settori che magari mancavano da alcuni anni e riuscire a migliorare la qualità della vita dei cittadini del Veneto, sia dal punto di vista dei trasporti che dal punto di vista delle infrastrutture. Sicuramente sono state date delle grandi delle risposte importanti, diciamo, anche se il lavoro da fare è ancora tanto, perché sicuramente non manca. 2 mandati da assessore e l'ultimo anche come vicepresidente. Ecco, questa responsabilità in più cosa ha significato per Elisa De Berti? Allora, per me è stata una bella soddisfazione, anche perché quando il Presidente mi diede le deleghe nel 2015, voi sapete che io divenni assessore regionale dalla sera alla mattina, praticamente sono andata a letto sindaco e mi sono svegliata assessore regionale. Quando il Presidente mi chiese quali deleghe mi sarebbero piaciute, io gli dissi insomma che mi poteva dare quello che voleva, anche perché a me piacevano le sfide, ma non quello che voleva perché io sapessi, cioè non sapevo nulla della macchina regionale, però sicuramente se l'asticella è alta ti stimola anche ad impegnarti di più. Diciamo che lui la sfida me l'ha lanciata, perché quando mi ha dato le deleghe, mi ha fatto tutto l'elenco: infrastrutture e trasporti, lavori pubblici, navigazione interna, navigazione portuale, le IPA, le ATER, perché all'inizio avevo anche le ATER. Mi ha detto che ti piacciono le sfide, io la sfida te la sto lanciando. E io ricordo bene che gli risposi: io la raccolgo e cercherò di vincerla. Insomma, dopo la vicepresidenza ovviamente è anche frutto di equilibri territoriali, questo lo sappiamo, però sicuramente so che per quello che conosco il Presidente che non avrebbe nominato chiunque, quindi magari un po' quella sfida diventando vicepresidente l'ho vinta. Certo che essere vicepresidente di Luca Zaia è una grandissima responsabilità, perché qualsiasi cosa Ecco appunto una figura, quella di Luca Zaia, che ha segnato gli ultimi 15 anni alla presidenza della regione, ovviamente anche lui prima in altri ruoli, un'epoca che si chiude. Qual è il segno lasciato da Zaia sul Veneto, anche un segno ingombrante? Allora, vi dico, per come l'ho percepita io, e io posso parlare degli ultimi 10 anni del governo del presidente Zaia. 10 anni fa la regione Veneto contava, soprattutto a Roma, poco o niente. Io mi ricordo che 10 anni fa sostanzialmente la regione che più contava, che più incideva nelle scelte era di fatto la Lombardia, questo lo possiamo dire. Negli anni ho visto praticamente un cambiamento, perché il Veneto ha veramente acquisito credibilità, acquisito forza, ha acquisito anche ha condiviso, diciamo, con Roma un modo di amministrare che io più volte, ma confido anche i miei colleghi, mi sono sentita dire da Roma: il modello Veneto non si smentisce mai, ed è un modello che è stato impresso sicuramente dal Presidente, anche perché sappiamo insomma gli scandali del 2014, del 2015 in poi, insomma non è stato facile ripulire un po' l'immagine della regione, e Luca Zaia ha restituito alla regione quella credibilità che sicuramente 10 anni fa non c'era. A proposito di Veneto a Roma, Verona in Veneto invece spesso c'è questo luogo comune che si dice sia un po' dimenticata, un po' abbandonata rispetto al triangolo Padova, Treviso, Venezia. È un luogo comune o lei, da esponente di giunta veronese, può dire che c'è un fondo di verità? Allora, io dico che è più un luogo comune che un fondo di verità su questa lontananza, perché diciamo che Verona
tante volte perde dei treni nei confronti di Venezia, ma io lo posso dire anche nelle mie materie, nelle mie deleghe, l'ho vissuta come sostanzialmente diciamo assessore comunque di Verona, hanno di fatto perso qualche treno perché a Verona riteniamo di farcela da soli. Verona sostanzialmente è poco propensa a dire che ha bisogno di Venezia. Magari Venezia vede Verona più lombarda che veneta. Verona sente di non aver il bisogno di Venezia, ma di potersi arrangiare. Lo vedo anche solo dall'atteggiamento dei sindaci. Cioè i sindaci di Verona spesso e volentieri insomma, cercano di arrangiarsi, non sono sempre in regione per chiedere aiuto. Invece i sindaci insomma, che sono intorno a Venezia c'è una presenza negli uffici regionali molto forte, molto più frequente. Sì. Per noi andare a Venezia vuol dire perdere mezza giornata, però non si capisce che non è perdere mezza giornata, ma è investire mezza giornata in relazioni che spesso e volentieri sono molto più importanti di qualsiasi altra azione politica. A proposito di sindaci di Verona, c'è un ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, che negli scorsi giorni, pur da alleato di area di centrodestra, sappiamo insomma c'è anche una diatriba un po' storica ultimamente negli ultimi anni di Forza Italia con un piede fuori diciamo e uno dentro alla maggioranza in Veneto. Flavio Tosi ha attaccato duramente la giunta attuale e anche lei nello specifico, anche in chiave preelettorale, perché ovviamente in autunno o quantomeno entro qualche mese si andrà a votare. Come vede questi attacchi anche in un'ottica appunto di alleato politico, insomma? Allora, teniamo presente che con Forza Italia, fino al momento in cui Flavio Tosi è diventato segretario, problemi non ce ne sono mai stati. Abbiamo sempre dialogato serenamente e tutti coloro che rappresentano Forza Italia, non solo all'interno della regione, ma anche fuori, i sindaci, eccetera, c'è sempre stata una collaborazione veramente leale e corretta. Nel momento in cui Flavio è diventato segretario di Forza Italia regionale, i rapporti sono assolutamente cambiati, ma io la vedo come un modo classico di far politica di Flavio. Cioè Flavio quando era in Lega si alzava la mattina, eravamo alleati con Berlusconi, attaccava Berlusconi ogni altro giorno, che mi ricordo insomma gli imbarazzi di Umberto Bossi e di tutto il partito della Lega. Lui oggi rappresenta Forza Italia e fa di fatto la stessa cosa. Attacca la regione, attacca gli alleati, attacca la Lega comunque regionale. Lui la giustifica dicendo è perché non ho un posto in giunta e perché non ho nessun presidente di regione. Quindi se io entro nel merito di quello che dice, devo dire, se non avesse avuto un assessore, un presidente di commissione, non avrebbe detto niente di quello che sta dicendo, a testimoniare, diciamo, il poco spessore della sostenibilità di quello che dice, perché documenti e atti alla mano dicono assolutamente il contrario. Poi lui, giustamente, per avere anche visibilità sulle televisioni e sui giornali, è molto più facile averlo con la polemica che non con qualche contributo, diciamo, positivo, e quindi ne prendiamo atto. Sicuramente il centrodestra in questo momento non si può dire che il centrodestra sia unito in Veneto, ma non è unito ed è spaccato e credo che non ci siano le condizioni per andare tutti insieme, ma non per volontà della Lega, ma per esplicita volontà di Flavio Tosi. Non dico neanche di Forza Italia, ma è una scelta proprio personale di Flavio Tosi. A proposito di Lega, vicepresidente, come sta il partito in Veneto? Chiaro che anche a livello nazionale deve ritrovare uno sprint. Le ultime tornate elettorali non hanno dato l'esito sperato, anche dallo stesso premier Salvini. Insomma, c'è da ritrovare un po' più di, come possiamo dire, di energia, un po' più di motivazione. Allora, posso dirvi, la Lega a livello nazionale faccio fatica ad entrare nel pieno merito delle questioni, ma semplicemente per un motivo, perché non le vivo di prima persona. Io vivo di prima persona, diciamo, le vicende, le dinamiche della Lega del Veneto. La Lega del Veneto sta bene, c'è anche le ultime
tornate elettorali, noi il nostro riconoscimento, il nostro risultato a livello territoriale lo portiamo sempre a casa. Dopo ovviamente dipende dalle persone, perché sono le persone che fanno la differenza. Invece mi sembra, ad esempio, per dire che a Flavio Tosi non sia andata proprio altrettanto bene. Però a livello di Lega Veneto noi in questo momento siamo tutti, sicuramente tutto il partito compatto, insieme con il nostro segretario Alberto Stefani, e guardiamo sostanzialmente ai prossimi 5 anni di mandato. Infatti con Alberto abbiamo già avviato con tutti i sindaci, gli amministratori, ma anche le imprese e le associazioni di categoria, i confronti per poter lavorare al programma futuro, che non è che noi non sappiamo, essendo uscenti, quali sono le esigenze del Veneto, lo sappiamo, però è anche bene comunque tenere sempre un confronto attuale e giornaliero anche soprattutto con il mondo produttivo ed economico. Diciamo che fra Lega e Forza Italia al momento è Fratelli d'Italia quella che diciamo la spunta spesso anche su un tema come l'autonomia. Qui ovviamente il Veneto e Luca Zaia l'hanno sempre portato come bandiera, un'autonomia che è partita un po' azzoppata e che non è mai stata, diciamo, sostenuta apertamente da Fratelli d'Italia. Qual è il rischio o l'opportunità, insomma, di questa autonomia differenziata partita in questo modo? Allora, guardate, sicuramente Fratelli d'Italia è noto, è un partito molto centralista, lo vediamo anche dalle politiche che sta mettendo in campo il governo. Dire che la Fratelli d'Italia del Veneto non voglia l'autonomia sarebbe intellettualmente, insomma, scorretto. Fratelli d'Italia del Veneto comunque ha sostenuto anche il referendum nel 2017 sicuramente. È ovvio che l'autonomia è una partita che noi abbiamo nel sangue e la viviamo in maniera molto più intensa e come la battaglia principale da portare avanti. Io ho sempre detto che finché c'è Zaia c'è speranza sull'autonomia, perché se oggi parliamo di autonomia con tutte le difficoltà che ci sono, ma lo sapevamo perché nessuno ha mai detto che dopo il referendum la strada sarebbe stata in discesa, ma dopo il referendum serviva per poter dare mandato al Presidente di poter portare avanti la battaglia dell'autonomia, perché se i veneti non sono interessati alla battaglia dell'autonomia non valeva neanche la pena intraprendere il cammino. I veneti hanno risposto alla grande. Il Presidente aveva messo il quorum, se vi ricordate, nel referendum, perché aveva detto: se i veneti vanno a votare, la maggior parte dice sì, io vado avanti, altrimenti metto il fascicolo nel cassetto. L'esito è stato il 98% e passa, insomma, ha detto di sì, e il 57% è andato a votare contro un 37% per esempio in Lombardia, ecco, quindi sicuramente rimane la battaglia delle battaglie. Hai avuto anche un ruolo di sindaco a Isola Rizza qualche anno fa, un ruolo molto vicino ai cittadini. Cosa le dicono i cittadini quando la incontrano per strada? Quali sono le necessità che esprimono? Allora, i cittadini, bene o male, hanno, a seconda del cittadino, a seconda anche del posto dove uno vive, hanno le necessità più disparate, soprattutto nelle città universitarie c'è il grosso problema della casa, perché noi siamo la prima regione a livello nazionale come turismo, però il fatto che siamo diventati anche una regione molto turistica con tante città d'arte, questo comporta anche che ovviamente ha i suoi lati negativi. Sicuramente l'accessibilità delle città, l'accessibilità ai luoghi di lavoro, ti chiedono anche di puntare su una mobilità sostenibile, perché qualcosa sta veramente cambiando. Dopo è ovvio, quando incontri la gente ti fanno anche discorsi politici. Sicuramente molti dicono, cioè, vogliamo Zaia, vogliamo che Zaia rimanga. È ovvio che il Presidente anche nel prossimo mandato rimane comunque una figura di garanzia notevole per poter anche portare avanti questo percorso di credibilità e di notevole spessore che è stato portato avanti in questi 10 anni. Prima della domanda conclusiva da parte di Alessandro Bonfante, una parola la spenderei sulle infrastrutture, visto che è una delega che ha seguito molto da vicino il Veneto. Sono state gettate le basi, possiamo dire, per un Veneto che cambierà molto nei prossimi anni, pensando alla TAV, pensando a questi mega cantieri che sono in itinere perché evidentemente richiedono molto tempo.
Ma comunque vedremo un Veneto diverso dal punto di vista delle infrastrutture? Completamente, cioè nel momento in cui l'alta velocità verrà completata, soprattutto per Verona, il fatto che l'alta velocità aggredisca Verona da nord, da est e da ovest sostanzialmente vorrà dire connettere non solo il Veneto ma Verona veramente a tutta Italia ma anche al nord Europa in maniera diciamo più solida e sicuramente più consistente, perché i trasporti potranno essere potenziati. Quindi dal punto di vista infrastrutturale, guardate, dal punto di vista infrastrutturale di strade il Veneto non ha bisogno di tantissimi interventi, ha bisogno di qualche intervento necessario, ma poi ha bisogno di puntare sulla manutenzione del patrimonio viario esistente e sull'efficientamento delle infrastrutture sia viarie ma anche ferroviarie che già abbiamo e cercare di sfruttarle al massimo. Collegamento stazione Verona, Lago di Garda, si parla anche collegamento, insomma queste probabilmente saranno le sfide del futuro. Sì, poi sicuramente. Allora il collegamento all'aeroporto Catullo per Verona secondo me parlo, per per Verona sarà veramente la grande infrastruttura del futuro, perché vuole dire praticamente rilanciare l'aeroporto con un valore aggiunto straordinario. Tenete presente che l'altra mattina ho incontrato in video call il ministro della Baviera che ha la delega alle infrastrutture e i trasporti, e loro vedono veramente Verona come un punto di collegamento e di rapporti fondamentali, oltre che con tutto il resto del Veneto. Però collegare alla ferrovia l'aeroporto, considerando che l'aeroporto non è di Villafranca o non è di Verona, ma è di un territorio ben più ampio, segnerà veramente una svolta. Chiudiamo con la domanda di alleggerimento finale. Tolto il lavoro, tolta la politica, cosa fa Elisa De Berti nel tempo libero? se rimane del tempo libero. Se rimane No, del tempo allora, libero. Elisa De Berti tempo libero ne ha no poco, meno ancora. A parte che io amo dormire, quindi quelle poche ore che mi rimangono le dedico a dormire. Poi se riesco a prendermi qualche ora di libertà, sicuramente andare in bicicletta. Io ho sempre avuto questa caratteristica che in questi anni ho costruito tantissimo, ho finanziato, non le ho costruite io ovviamente, ho finanziato la realizzazione di tantissime piste ciclabili, però poi mi piace anche andarle a percorrere e soprattutto a vedere come i sindaci le tengono, quindi perché realizzarle va bene, ma poi la vera sfida è il decoro e tenerle bene, soprattutto dal punto di vista di manutenzione. Però diciamo che la cosa più bella è girare il Veneto con la bicicletta. Se io riesco a prendermi 2 giorni, carico la bicicletta sulla macchina e vado a farmi qualche giro in bicicletta. Quindi la incontreremo negli ultimi tratti della Treviso-Ostiglia che insomma abbiamo visto sta procedendo. E con questo si chiude l'appuntamento di oggi con un quarto d'ora con. Ringrazio la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti, per essere stata con noi. Grazie a voi. E grazie al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, un arrivederci al vicepresidente. Mi farebbe da dire qualcosa in più magari in futuro. Vicepresidente Elisa De Berti. Si chiude questo appuntamento con un quarto d'ora con. Grazie per averci seguito. Vi ricordo tutti i nostri canali, Radio Adige TV, Daily e tutti i canali anche social di Verona Network. Buon proseguimento.